Bella ragazzi, telecomandante veneziano, siamo in Austria, Fiori, 95% di difficoltà, finalmente, però beffa comendiana, un contratto forse un po' peggiore di quello di prima. Adesso abbiamo una posizione in qualifica per il 17° posto, questo va bene, posizione in gara prevista 14esima va bene, primo pilota va bene, obiettivi scuderia difficili, quindi devo fare in 2 weekend almeno 15 punti. Si può fare, bonus gara o 25%, velocità di miglioria nessuno e sviluppo simultaneo nessuno, mi hanno tolto queste due cose qua per l'efficienza dei pit stop, 20% più rapidi, cioè sono scioccato da sta roba, però vai. I nuovi rivali abbiamo sempre Charles, chiaramente siamo in vantaggio, e se abbiamo Nicolino Hülkenberg scelto con 29 di potenziale, quindi una bella sfida. Qua sono i dettagli piloti, abbiamo una nuova record, giro più veloce 1, perché in Francia incredibilmente abbiamo fatto il giro veloce, il fastest lap. Ragazzi, qua purtroppo dobbiamo rifare la resistenza aerodinamica flap di Gurney all'anteriore, lo stiamo risviluppando per la Gran Bretagna, e per la Germania al telaio, riduzione del peso, i cablacci. Siamo messi bene, abbiamo superato sia Williams che Sara Forsini che Red Bull Toro Rosso, infatti io mi sono qualificato settimo e Leclerc nono. Ragazzi, stiamo andando alla grande, 95% di difficoltà per il Cume è veramente un dream, un sogno, incalcolable. Qua c'è da dire che ho messo a posto i componenti perché eravamo messi male, quindi adesso siamo a posto, anche il motore fa dei rumori diversi. Qui sono i risultati, eccoli qua, guardate che belli, un buon Cume finora con un solo ritiro a Monaco, e i trofei, per il momento non c'è ancora niente, ma piano piano arriverà tutto. Vediamo se c'è qualche penalità, raga, speriamo. Allo Spielberg, un circuito che in una forma o nell'altra ha ospitato ogni Gran Premio del campionato, tranne il primo del 1964. Fu qui che John Watson persero. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Daniel Ricciardo partirà dalla pole position provvisoria e assoluta. Vettel, e ora vediamo il resto Valtteri Bottas, Verstappen. No, non ci sono penalità. Grande Leclerc. Nessuna penalità in sta gara. Brandon Hartley e Stoffel Van Dorn, Sirotkin e no, solo Lance Stroll. Strategia. Vale la pena visualizzare il tragitto fino alla prima curva. Se non avremo fretta la passeremo in una buona posizione. Non è il caso di consumare tutte le energie all'inizio della gara. Vai, ragazzi, va bene, prima gara a 95. Partenza, come fare una partenza discreta. Mi butto all'interno e preghiamo. Ottimo Cume, ottimo, very good, very good. Una posizione recuperata. Siamo partiti bene. Sì, però c'è Gigi dietro. Non posso buttarmi a kamikaze sulle icone, altrimenti è incidente sicuro. E adesso vediamo cosa c'è da Austria. Per il Cume è sempre una gara pazza, lo possiamo fare molto bene, una gara dove siamo comunque favoriti, una gara favorevole questa. Dai fioi. Buono, 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 stiamo andando bene per adesso. No, qua mi faccio un po' risucchiare dalla scia di Raikkonen, Dio santissimo. Ho rischiato subito, Subito rischi. Però questa è una gara che ci piace. Miscela standard. Adesso chiaramente Gigi ci supererà, ma lo sappiamo, insomma. Quanto frena Kimi, non ci credo. Non ci credo, ma quanto ha frenato Raikkonen, ma dai. Virtual safety car. E arriva la virtual safety car. Riduci subito la velocità. Cosa fa Leclerc? Positivo il delta. Cioè Leclerc mi supera in regime di virtual. Pazzesco. Pazzesco. Ah, non ti supero, Vara. Non rischio. Ma Raikkonen, come ha frenato? Non mi aspettavo una frenata del genere. Subito pazzie per il Cume. Il car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Io spero nella squalifica di Leclerc, però, Tanto me lo pappo subito.
Ma non ho capito Raikkonen, non penso di aver colpe, nel senso io, ok, andavo veloce, ma veramente Raikkonen ha inchiodato. Subito polemiche qui in Austria. E Dio santo, taglio curva, mamma mia, che inizio difficile. Alla prossima è già penalità. Ok, l'MGU-K è usurato. La velocità di carica della batteria è ridotta e se la situazione peggiora saremo costretti a ritirarci. Cazzo, stai buono. Vabbè, 61%, dai. Mamma mia, subito casini. Subito casini qua in Austria, veneziano, subito aggressivo, un po' il Verstappen della situazione. Cerchiamo adesso di mantenere, diciamo, l'Ers, voglio tenerlo per più avanti. Merda, sempre un po' lungo qua. Leggere sbavature, anche non tanto leggere. Il distacco dalla prima è 4,7 secondi. Però si vedono i miglioramenti della scuderia, mamma mia. Si vedono tantissimo. Mamma mia, qua l'ho un po' stracciata qua. Quanto mi piacerebbe riuscire a fare 10 stagioni. Mamma mia, sarebbe bello. Prendere via dall'Alfa Romeo e poi, dopo aver vinto magari qualcosa, vincere con l'Alfa Romeo al mondiale. Ma stiamo sognando. Il cume non è così forte. Anche se l'impresa con la Force India è stata incredibile però, Ok. Altro giro andato. Ma però lasciamo media, adesso lasciamo media. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 5,0 secondi. Cerchiamo di blindare il sesto posto. Anche perché la scuderia vuole 15 punti in 2 gare. Bella, probabilmente la carriera è fatta veramente bene, ragazzi. Attento, Cume. Teniamo il passo comunque di Hamilton per il momento, cioè non siamo distantissimi. Incredibile, Fioi. Le gare favorevoli me le sto sparando bene per il momento, O loro sono in super risparmio o non lo so. Però anch'io sinceramente... Vabbè, vedremo. Vedremo, comunque mi piace un bel inizio. Peccato solo per quel contatto con Raikkonen, ma ripeto, ha proprio inchiodato. Ma qua qualcuno ha problemi. Ma qua qualcuno ha problemi, ragazzi, perché qualcuno fa da tappo, Beppe. È sicura sta cosa? Qua c'è una Red Bull che fa da tappo. È palese la cosa. Tra il 12° e il 15° giro la sosta. Distacco dall'auto davanti, 2,0 secondi. Gara regolare per il momento. So, se questo è il ritmo, dovremo fare grandi cose con macchine importanti, Chiaramente ho gli aiuti, lo sapete, senza aiuti non ce la faccio con il pad. Box, box, box.
Vediamo cosa combiniamo. Dai, veloci. Vai, bravi. Vai, vai, vai. Vai, non è che dipende da me, Pirlone. Gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Speriamo sia la strategia corretta. Di solito con una sosta abbiamo sempre fatto buone cose. Scusate ragazzi, piccola pausa, siamo tornati. Piccola interruzione telefonica, vai. Adesso devo fare il massimo per cercare di ritornare sesto, anche se non sarà facile. Dobbiamo dare tutto, siamo 15esimi. Hamilton mi sta davanti, come è normale che sia. Mamma mia, quanto traffico per me e per Gigi, questa non è una bella cosa. Stiamo spingendo al massimo. Davanti a te è rientrata per montare gomme morbide. Anche lui. Quindi stessa strategia anche per Gigione. Gigi mi copia perché è lui che copia me. Buono. Finora nessun ritiro. Finalmente una gara regolare in Austria. Ok. Buono. Guarda che casino davanti. Ho un po' il terrore di vedere tutto sto casino. Mamma mia, speriamo bene, speriamo di non distruggere la macchina. Ok, il distacco è 1,8 secondi. Mamma mia che bagarotto, signori, il bagarotto. Signori, il bagarotto. Se devo fare un giro a magra, poi torniamo a standard e cerchiamo di prendere tutti quanti sti qua perché... Questa sta gente deve tutta andare ai box, però... Ok. Torniamo in scella standard. Ma davanti c'è il disastro. Siamo 11esimi. Tutta sta gente deve ancora arrivare. Hamilton comunque strapenalizzato con tutto sto traffico. E stiamo arrivando anche noi. Adesso nel prossimo giro mettiamo un'erogazione migliore dell'Ers. Dovremo massacrare almeno Van Dorn e Gasly, speriamo. Noi stiamo guidando al massimo delle nostre capacità o quasi. Vettel 1,9. Tanto va nei box. Gasly. Solo Gasly. Vara Van Dorn, Vara Van Dorn, la vergogna vendorniana. Dai, perfetto. Ottimo, siamo settimi, c'è Magnus, anche deve ancora andare ai box, probabilmente, spero. Però molto good.
Per il momento stiamo guidando. Molto bene, a parte quell'inizio con Kimi, ma vabbè. Comunque Vettel in fuga, ragazzi, Vettel in una fuga senza sosta. Molto bene. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,5 secondi. Il distacco dalla vettura dietro di te è 2,5 secondi. Ho rischiato il taglio, quindi ho preferito andare lungo. Comunque i rumori che fa la macchina quando il motore ha problemi è pazzesco. Adesso il motore è bello, ha un bel rumore. Ma Paul Ricard, mamma mia. Vai, come spacca tutto, come spacca tutto. Questo non gli devi spaccare la macchina. Dai ragazzi, dai. Ammazzare un po' gli ERS. Alziamo l'erogazione ERS. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 3,6 secondi. Sempre un po' lungo qua. Noi intanto abbiamo una buona pole. Magnussen lo possiamo superare, attenzione. Magnussen si può infatti appena aumentato l'erogazione ERS me lo sto andando a prendere il piccolo Magno. Dai che roba nostra. Tanto iniziano i tuoni a casa mia. Ok. Gran sorpasso qua, l'ho rischiata, ma grandissimo sorpasso del talentissimo. E torniamo sesti, e non abbiamo più soste da fare. Noi teniamoci la ultra in caso di safety car negli ultimi giri, ma ne voglio rischiare un qualcosa. Ma per il momento un veneziano in grande spolvero qui in Austria, gara favorevole, per carità, lo sappiamo. L'Austria piace molto a veneziano. Adesso andiamo di Miscela bassa, tanto sappiamo che Gigi non lo superiamo neanche con Miscela Razzo, quindi Magnussen secondo me romperà un po' i maroni, ma non mi fa paura, con tutto il rispetto per Kevin. 8,1 secondi. Raga, mancano Ciolaps, nessun ritiro. Ed è dura perché adesso c'è Kimi Raikkonen dietro. Ci ha superato Ricciardo con le super soft, ma anche Raikkonen può superarci. Il distacco dalla vettura davanti è 16,0 secondi. Kimi è qua e di certo non andrò a combattere in maniera devastante. Ci proverò a difendermi, ma senza rischiare troppo. Kimi è arrivato, ragazzi. Giro record di Ricciardo. Un secondo più veloce del mio. Comunque non male, come non male. E adesso arriva l'ultimo giro, il final lap. Sei all'ultimo giro.
Il distacco da quella dietro è... mi ha 5, proprio umiliato, va bene così, va bene così. Non vado a rischiare sinceramente di perdere l'ala o di ritirarmi contro una Ferrari, anche il 7° posto va bene. Vince la gara Seb. Bravo Seb. E andiamo a finire la gara al 7° posto e va più che bene. A questo livello poi ancora meglio. Fastest di Rick. Va benissimo, dopo il 12° posto di Paul Ricard arriva un buon 7° posto, oh yes! Ok, gara finita, fai attenzione alla macchina mentre entri. La Ferrari domina per il momento. Grande gara della Ferrari, che si aggiudica la vittoria. Ed eccoli che salgono sul podio, da qualsiasi parte del Very mondo. compliment Vettel, very compliment. Sono ovunque. Il podio lo guardiamo tutto quando ci sarà Augumendo. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica pilota. 6 punticini presi, devo prenderne altri 9 per fare l'obiettivo scuderia. Siamo 7º con 33 point. Costruttori, quinti. Molto, molto bene. Ma stai zitto, Filippi, dai. Con te al volante sembra facile. Sì, amore. Ai fan è piaciuto. Ti abbiamo sottovalutato, no? Scuderia. Ok, tutti possono sbagliare. Oggi più che Formula 1 sembravano autoscontri, no? Sono tutti quei pagliacci. Scuderia Ferrari, vabbè, Ti cazzi ringrazio. tuoi. Ferrari, se non mi prendi sono solo che cazzi tuoi, a me non me ne sbatte niente, cioè. Io sono un pazzo. E come tale devo rispondere. Vediamo adesso con i miei rivali, penso di averli massacrati. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Allora siamo 11-7 contro Leclerc e 6-3 contro Nicolino. Hülkenberg, raga, sono 3 comandante veneziano. Veneziano c'è dal Spielberg. È tutto.